Quanto ha perso lei in percentuale? Percentuale siamo attorno a un 45-50% oggi, che vedremo quest'inverno perdere il 60-65%. Davide Montino non ha neanche 30 anni. L'azienda agricola a Milano se l'è messa in piedi da solo pochi anni fa. Delegato dei giovani di Coldiretti Venezia, fa parte di quella nuova generazione che ha puntato su un settore oggi messo in ginocchio da una siccità le cui conseguenze sono appena iniziate. Questo quando l'ha piantato? Questo abbiamo piantato una quindicina di giorni fa, soia il secondo raccolto e come vediamo si sta già lessando prima di emergere dal terreno. Questo oramai è andato. Questo oramai è andato. Qui lei prima coltivava radicchio. Qui coltivavamo radicchio e doveva ritornare il radicchio quest'anno. Visto l'emergenza siccità e non sapevamo se riuscivamo a avere acqua per irrigare, abbiamo deciso di seminare soia. Però sembra che... Però sembra che la soia niente da fare. Sono più di 3 mesi che qui non si vede una pioggia degna di questo nome. Anzi, la poca che è caduta ha portato più danni che benefici, generando funghi patogeni che danneggiano le colture. Questi dovevano essere tutti i fiori, sono secchi. I fiori della soia è secco, qua doveva esserci tutti i baccelli di soia, ma qua ormai Qui non se ne cava niente. qui non si ricaverà niente. A portare un po' di conforto è rimasto il lusore. Il suo livello si è abbassato di 1,5 metri, la qualità dell'acqua è quello che è, tanto che sono morti diversi pesci, però intanto c'è. Basta infatti fare qualche chilometro e altri agricoltori non hanno la stessa fortuna. Tra periodi di siccità e di forte maltempo, il meteo è davvero cambiato. L'anno scorso, più o meno nel periodo estivo, abbiamo subito 3 trombe d'aria e ci hanno fatto parecchi danni. Abbiamo 3 tunnel per garantire comunque della produzione sia anticipate che posticipate dei prodotti, però sono andate completamente distrutte. È sempre più difficile. È sempre più difficile, sì.